I borghi più belli d'Italia non sono immuni allo spopolamento. In assemblea a Valvasone chiedono maggiori servizi digitali e di trasporti. Sono 15 comuni della regione inseriti tra i borghi più belli d'Italia. Uno di questi, Valvasone Arzene, oggi ha ospitato l'assemblea annuale della rete che li riunisce. Natascia Gargano. Con quasi 20 milioni di presenze nell'ultimo anno cresce il turismo nei comuni associati alla rete, specie dall'estero, ma da solo non basta a contrastare lo spopolamento dei borghi, con previsioni di preoccupante aumento per i prossimi anni. Servono strategie per evitare la fuga dei giovani, anche con nuove opportunità di residenzialità e di lavoro. È la sfida principale per i 375 borghi più belli d'Italia riuniti a Valvasone nella 25esima assemblea nazionale. È una questione che noi stiamo sottoponendo sia ai governi regionali che nazionali perché impostino una strategia a medio e lungo termine per affrontare queste questioni che sono legate alla mancanza di servizi essenziali nei borghi, ma soprattutto permettere alla gente che vi abita di raggiungerli facilmente e anche la possibilità di creare nuovi posti di lavoro per i giovani utilizzando anche le nuove tecnologie. I borghi sono scelti soprattutto dalle coppie di quarantenni e over 60 per vacanze all'insegna della natura e dell'enogastronomia. Anche in regione, dove la rete conta 15 centri, i borghi diventano baluardi per la salvaguardia dei piccoli centri. Mettere in rete quelli che sono i valori, le tante peculiarità, le tante specialità che abbiamo nei piccoli borghi che sono magari fuori dai grandi circuiti turistici, dalle città d'arte, ma questo serve per dare vita ai nostri borghi e per poter conservare anche questo patrimonio che abbiamo, perché dobbiamo sì conservare ma proiettarci nel futuro.